Buon pomeriggio da Luigi Falqui, siamo al palazzetto dello sport di Capoterra, inizia la 2 giorni di rugby in carrozzina della terza delle 4 giornate del campionato italiano, come annunciato nei giorni scorsi anche dalle società oltre che dalla FISPES per rispettare l'invito al CONI di ulteriormente rispettare la celebrazione funebre che quest'oggi è iniziata a Roma per Papa Francesco. Non si potevano rinviare le partite, però non ci sarà il commento, soltanto l'audio sul campo, porte chiuse eccetto per i pochi accompagnatori delle squadre. Si comincia con Dragons Milano contro i Red Fox Wheelchair di Capoterra. Poi avrete su YouTube i 3 link delle 3 partite, saranno tutte senza commento, dopodiché domani le altre 3 partite invece con il commento regolare con il pubblico. Quindi da parte mia di Luigi Falqui, con l'immagine a quella di Alberto Tosini, un buon divertimento nel rispetto ovviamente dello sport.
Termina dunque 39-14, la prima delle 3 partite che vi raccontiamo oggi su Directa Sport. Se già andate sul nostro canale YouTube trovate tra l'altro i link anche delle prossime partite, quindi ci ritroviamo con la seconda partita nel nuovo link a partire dalle ore 16, dunque a tra poco.